domenica da Tarvisio. Una pista lunga 3,5 km. C'è una bellissima atmosfera, una pista bellissima. Il tifo azzurro al cancelletto di partenza. I riflettori internazionali si accendono nuovamente su Tarvisio. Dopo più di un decennio, anzi 15 anni, ritorna la Coppa del Mondo dei Sci femminile nella nostra regione ed è frutto di un lavoro che abbiamo fatto in questi anni e della fiducia che ripongono nell'organizzazione la Federazione Internazionale Sci e la Federazione Italiana, che hanno permesso questo straordinario evento in uno dei posti più iconici a livello nazionale. Per la quarta volta nella storia, Tarvisio sarà una delle tappe del circuito di Coppa del Mondo femminile. Il grande spettacolo della velocità approda sulla leggendaria pista di Prampero. Le migliori atlete del pianeta si contenderanno il successo nelle due discipline regine, discesa libera e supergigante. È un lavoro che abbiamo costruito accogliendo altri eventi importanti, seppur minore, negli anni precedenti, che hanno permesso di far comprendere la grande capacità organizzativa che la nostra regione riesce a garantire. Il programma si aprirà con le prove ufficiali del 15 e 16 gennaio per entrare nel vivo con la discesa libera di sabato 17 e il Super G di domenica 18 gennaio. È una grande promozione su un territorio che già oggi vive un ottimo momento per l'attrattività turistica. Saranno presenti 130 giornalisti, 20 televisioni che seguiranno l'evento e racconteranno il Friuli Venezia Giulia, racconteranno Tarvisio, racconteranno il Monte Lussari, che è un'icona europea che ha anche una rappresentazione della comunità tra popoli straordinaria.